Insieme in poesia, questo è l'evento culturale organizzato dalla casa editrice Metinova per ricordare il giovane poeta prematuramente scomparso Francesco Settecasi. Ampia è stata la partecipazione di amici che ha visto anche gli interventi qualificati di Giusy Carreca, Rosellina Celauro, Antonio Liotta, Lia Lobue, Giovanni Moscato, Antonio Patti, Alfonso Gueli e il critico d'arte Beniamino Biondi. È una giornata intensa in cui si ricorda un amico, o si ricorda uno scrittore agrigentino, ed è un ricordo affidato alla voce e alle testimonianze di tante persone che lo hanno accompagnato nella sua vita privata ma anche nella sua vita letteraria. Una vita letteraria che è esplosa sostanzialmente alle soglie dei 60 anni, dopo tanti anni in cui evidentemente ha maturato interiormente un fare poetico che poi si è dato dalle più differenti declinazioni letterarie. Una poesia che ha dei rimandi alla classicità anche dal punto di vista della metrica e della fonetica, una poesia che richiama chiaramente il nostro contesto mediterraneo e che quindi potremmo definire mediterranea anche dal punto di vista dei contenuti e dei rimandi, ma soprattutto ha degli ancoraggi estremamente significativi dal punto di vista dei contenuti. Francesco ha sempre e soprattutto parlato dell'idea dell'amore, un amore declinato nelle sue più ampie accezioni, dall'amore spirituale all'amore carnale. Queste poesie in qualche modo hanno nel corso degli anni si sono date anche delle nuove direzioni di linguaggio e di lavoro, oltre al libro che io ho prefato un paio di anni addietro al titolo Sonetti Sicani, sono stati pubblicati altri volumi di Francesco in cui in qualche modo è proseguito il suo lavoro sul linguaggio che certamente avrebbe dato nel corso degli anni ancora più maturi frutti. Oggi comunque lo si ricorda e lo ricordiamo come uno di noi, presente insieme a tutti gli amici che in qualche modo discutono con lui e di lui attorno alla poesia.